God Save the Wine abbiamo anche il piacere di avere due quasi new entry nel nostro festival. Siamo andati nella zona dei vini bianchi più premiati d'Italia, giusto Tommaso? Il Verdicchio. Il Verdicchio, quindi siamo a Castelli di Iesi, zona delle Marche, e l'azienda è Sartarelli. Ecco, e come sempre il Verdicchio non è solo uno, la maggior parte delle aziende fanno sempre o una riserva, un cru o una selezione, no? Partiamo dal classico, appunto Sartarelli classico, Verdicchio in purezza, solo acciaio, quindi la particolarità dell'azienda, e quindi vini grandi, belli minerali, salati, sapidi. Perché sappiamo che il Verdicchio è uno dei vitini più plastici d'Italia, si può fare la bollicina, si può fare un bianco fresco, si può fare un bianco di invecchiamento e anche addirittura passiti, no? Ecco, il Verdicchio che non è da tempo più quello dell'anforina che girava tempo fa, oggi il Verdicchio è un vino ricco, completo, rotondo, lì per lì, ma che poi chiude sempre con questa nota che si diceva sapida, salata quasi, e con una capacità di pulire il palato straordinaria. Un vino che ha anche un certo corpo, no? Che magari non lo apprezziamo forse sul classico, ma quando poi andiamo a... Sì, sul superiore si sente un altro tipo di aromi. Superiore, quindi spesso viene affinato magari in legno, oppure c'è una selezione diversa No, una selezione diversa delle uve, però solo acciaio, anche qui. Anche qui è impressionante perché nonostante la materia prima non abbia subito contatto col legno, c'è una speziatura e una serie di ricami balsamici, aromatici, che è l'uva stessa, semplicemente più concentrata, lasciata più sulle piante, ed estrazione da un quadro veramente completo. Quindi ecco, questi giorni è stato tu a Vinitaly, intorno a questo Verdicchio c'è stato... C'è un bel successo e vedo che la gente lo chiede e piace. Quindi non solo, ecco, nelle Marche, anche tu immagino lavori in Veneto, no? Anche qui che pure c'è il Soave, Lugana, ecco, c'è spazio anche qui? Sì, perché si riesce a offrire qualcosa di diverso. Quindi non sarà così esotico ai vostri orecchi, ma in realtà il Verdicchio è una solida realtà con un grande rapporto qualità-prezzo e la capacità di fare vini davvero straordinari. Grazie.